Lunedì 6 dicembre, ore 17:03, abbiamo un piccolo sforamento e iniziamo la quinta puntata di Che Calcio Che Fa, questo piccolo format che va in onda sulle pagine Facebook collegate, in primis sulla pagina di Silver Music Radio. Andiamo a vedere un attimo la slide che riguarda appunto la nostra cara radio, eccola qui, Silver Music Radio, ricordatevi, silvermusicradio.it, che ho condotto per 5 anni la trasmissione in loco. Quest'anno la facciamo in questo modo per una questione anche più facile, più logistica per tanti motivi, perché si sa che in questo periodo di pandemia è più difficile fare le trasmissioni in radio e quindi ci stiamo prendendo la nostra soddisfazione ovviamente tramite il canale di Facebook. Quindi abbiamo la pagina di Silver Music Radio, Che Calcio Che Fa, i profili personali, quindi abbiamo un tot di persone che ci possono seguire. Parlando appunto del lunedì calcistico, abbiamo indubbiamente una sorpresona. Io parlo sempre a favore del calcio italiano. Nell'ultimo periodo si è presa una bella soddisfazione con i campionati europei, ma ciò non basta, perché viene sempre definito il nostro campionato un campionato pessimo, un campionato non divertente, eccetera, eccetera. Io dico che in questo momento basta andare a vedere, e se vi invito a farlo, andate a vedere le classifiche e vi rendete conto degli altri campionati, vi rendete conto che quello più appassionante è proprio quello italiano, con 4 squadre al vertice. Parleremo di questo, lo parleremo con i nostri ospiti. Nel frattempo mando un piccolissimo spot della società Profense che ci sostiene in questa iniziativa. Bene, a questo punto non mi resta altro che introdurre gli amici in trasmissione. Ecco qua subito Enrico Flavio Giangreco. Ciao Enrico. Ciao Fulvio, un saluto alle amiche e agli amici che ci seguono. Ciao, un piacere averti qui. Ci siamo visti l'ultima volta probabilmente o a Sport Italia o a Lombardia TV, quando sei venuto a vedere, a partecipare ovviamente a Che Calcio Che Fa, quando un paio d'anni fa era ancora in onda, perché ovviamente dopo con la pandemia abbiamo dovuto interrompere. E poi abbiamo invece l'altro ospite che è una new entry, è un amico sempre collegato alla radio di Silver Music Radio. Eccolo qui, Paolo Linvelli, ovvero sia Dottor Scompiglio. Eccolo. Ciao Fulvio e ciao Enrico. Ciao Paolo, un piacere. Paolo, molto piacere. Non ci scompigliare troppo la trasmissione, mi raccomando. No. Abbiamo bisogno di verve, perché noi non vogliamo polemiche, perché siamo dei tipi tranquilli. Enrico ed io lo siamo da questo punto di vista, però quando ci salta un po' la mosca al naso, e lo sappiamo per alcune cose di natura, chiamiamola così, editoriale, giornalistica, che poi va a influire in qualche modo anche ovviamente sulle coscienze delle squadre, dei giocatori, dei tifosi delle varie squadre, specie poi quelli interisti, visto che appunto stiamo parlando anche un po' di questo ambito. Allora, andiamo a vedere la classifica subito, senza perdere tempo, perché la classifica, ne ho parlato prima, ci dice che i primi 4 posti ci sono 4 squadre nello score praticamente di 4 punti. Abbiamo il Milan a 38, l'Inter a 37, il Napoli a 36 e l'Atalanta a 34, che va a vincere a Napoli e quindi raggiunge praticamente il gruppetto di testa e ha solo 2 lunghezze, e crea una sorta di divario con la quinta posizione, che sono già ben 7 punti di differenza. Ciò non vuol dire nulla, però, perché mancano ancora tanti punti, mancheranno più di 70 punti. Quanto può andare avanti questa situazione, al di là dello spettacolo che in qualche modo ci piace, no? Che ci sia un po' di lotta, un po' di bagarre? Enrico, una previsione?
Guarda, io dall'inizio del campionato, Fulvio, ho scritto e ho detto, laddove mi hanno chiamato ad intervenire, che non ci sarebbe stato, diciamo, nessun problema nell'ammettere che sarebbe stato un campionato differente, nel senso che io non vedevo una squadra che avrebbe preso il largo, come ad un certo punto l'anno scorso è accaduto alla nostra Inter, come è accaduto in altre occasioni appunto alla Juventus, ma vedevo un campionato molto equilibrato, un po' come quelli che noi abbiamo avuto occasione di verificare per quanto riguarda la Premier League qualche anno fa. Per cui ho la sensazione che 3 o 4 squadre sino alla fine se la giocheranno per questo titolo. L'Inter chiaramente fra quelle 3 o 4 squadre sicuramente, il rendimento dell'ultimo mese ha detto questo in maniera assolutamente palese. È chiaro che si tratta di un campionato nel quale probabilmente gli episodi e soprattutto appunto le giocate individuali potranno fare la differenza, perché come tu ben sai i colpi di chi ha dei numeri diciamo particolari in certe situazioni effettivamente spostano gli equilibri. Io penso che questo potrà accadere, però penso, lo ripeto, che sarà un campionato combattuto sino alla fine da 3 o 4 squadre che si giocheranno il titolo. Paolo, qual è il tuo pensiero? Quanto dura questo quadrumviro? Allora, dipende tanto dalla Champions, secondo me, perché poi più vanno avanti e poi più c'è il rischio che perdano punti. Quindi anche l'Inter dovesse arrivare magari anche ai quarti, semifinale, potrebbe lasciare qualche punto per strada. Sì. Se invece, che noi non ci auguriamo, uscisse magari agli ottavi, a febbraio secondo me l'Inter prenderà il largo, secondo me. Dipende tanto dalle coppe, secondo me, tanto. Sì, sì, è Bene, anche vero. Sì, no, scusa prego. Fulvio, volevo ricordare che però, tra l'altro, Paolo, c'è però un calendario particolare, cioè la serie che noi gli ottavi li giocheremo quando avremo già avuto il tour de force fra gennaio e febbraio, perché avendo fatto un calendario sfalsato, no, differente, noi ci Sì. ritroveremo fra gennaio e febbraio ad affrontare Inter, cioè Milan, pardon, Juve, Atalanta e quindi Napoli, quindi le squadre più ostiche, noi finiremo per affrontarle per la verità in un periodo in cui non avremo la Champions ancora, quindi potremo anche concentrarci su quelle squadre e poi dopo giocheremo gli ottavi di Champions, che chi lo sa con chi li giocheremo. È chiaro che domani sera noi tutti tifiamo per fare anche il colpaccio a Madrid e andare ad affrontare una seconda dei gironi, no? Però Non se sarebbe per caso, male. sì, però se per caso saremo secondi del nostro girone, vedremo chi ci capiterà, perché poi insomma bisogna fare di necessità virtù e soprattutto essere contenti, perché quest'anno non ci possiamo lamentare anche per quanto riguarda la Champions. Ma c'è Marchegiani che ha detto una cosa, si è un po' sbilanciato, no? Dicendo che sta vedendo l'Inter in una situazione un po' più europea, quasi con un passo più vicino alle altre squadre europee, e l'idea forse del fatto che ci siano di gettare, lo so, stai già ridendo, però un po' di verità ci potrebbe anche essere in questo, no? Sei d'accordo Enrico oppure è un po' una boutade? Allora, mentre tu mi citavi Marchigiani, io devo essere onesto, utilizzavo una serie di gesti apotropaici per cercare di in qualche modo scongiurare le parole dell'ex portiere della Lazio, che si sa obiettivamente non è che sia tutto questo simpaticone nei confronti dell'Inter, no? In media, nel senso che Sì. ci ricordiamo certe sue le cronache, insomma, nelle Beh, quali scusami, emergeva. apro un po' una parentesi, no, per fare un po' il cattivello, però l'altro giorno c'è stata, durante la partita, dopo 20 minuti che l'Inter pensava al primo gol, al secondo gol, non mi ricordo più, Barzagli dice peccato perché la Roma, peccato. Cioè, Sì, infatti, peccato. Beh, Marco vabbè, l'ha ripreso, ecco, quindi d'altronde che Barzagli abbia certi colori vabbè, addosso lo certo. sappiamo tutti. L'unica cosa che mi dispiace dire da giornalista iscritto all'albo è che a me non capita mai di ascoltare un telecronista, una seconda voce che abbia Dall'altra una vera parte. simpatia nei confronti dell'Inter. Così, per una questione, diciamo, di, come si dice, par condicio, no? E invece mi devo sorbire tutti questi qui che, secondo me, nel loro intimo gufano,
chiaramente io mi oppongo al loro gufare, sempre con i soliti gesti che citavo Certo, prima, giustamente. augurando a loro tutto quello che ci augurano in quanto interisti, cioè proprio restituendo diciamo la pariglia come è giusto che sia, no? Perché insomma non è che, voglio dire, si debba sempre supinamente subire, però è chiaro che Marchegiani ha detto una roba, per onestà, che qualche cosa di vero ce l'ha, nel senso che questa sia un Inter molto più in sintonia col calcio europeo per come gioca, per come diciamo ha una Ecco, manovra orientata all'attacco. per come gioca, e mi rivolgo a Paolo perché prima Enrico ha detto l'Inter rispetto alle altre squadre ha dei colpi, è vero, se facciamo un po' un corollario, no? Mettiamo una serie di situazioni, l'Inter al tiro da lontano con Cialanoglu, c'ha i colpi di testa di Dzeko, c'ha le accelerazioni di Barella, a Lautaro che è sempre molto sgusciante, eccetera, eccetera. Se lo guardiamo con gli altri, trovo qualcosa in Mertens, trovo qualcosa in Osimhen, Insigne, trovo qualcosa forse in parte in Brahim Diaz e Ibrahimovic, ecco, ma proprio in situazioni un po', ecco, insomma ci sono delle differenze. La differenza è anche un po' questa, avere un corollario di colpi e avere anche uno standard di gioco che probabilmente l'Inter è riuscita a costruire in questi pochi mesi sulle ceneri, chiamiamolo così, contiane. Simone Inzaghi ha continuato alla grande il lavoro di Conte. Conte è stato fondamentale per iniziare un programma, un progetto. Senza Conte, secondo me, era difficile iniziare, perché lui proprio è portato a prendere una società, una grande società gloriosa, in difficoltà, e a portarla in alto. Poi solitamente lui dopo 2 anni se ne va, solitamente, perché poi lui ha delle grosse richieste, se poi la società non le ritiene, è il suo modo di fare. Lui ha il suo anche marchio di fabbrica. la sua caratteristica, che è quella di preparare e creare subito delle squadre in pochissimo tempo, quindi è il suo brand, no? Quindi ci può anche stare. Quindi è stato fondamentale. E adesso l'Inter, per quanto mi riguarda, è l'Inter più bella che io abbia mai visto da quanto sono interista. Io ho 37 anni. Ma quanto sei giovane, Enrico, ma quanto è giovane? Sono interista da quando ho 6 anni, quindi da 31 anni che sono interista, e quindi per me questa è l'Inter più bella, non più forte. La più forte è stata quella di Mourinho. Questa è la più bella, gioca ancora meglio di quella del triplete, secondo me. Vero. Quella di Mourinho aveva queste individualità fortissime, Eto'o, Milito nell'anno di grazia, Sneijder, Zanetti che correva fino al 100° minuto, Cambiasso, Maicon. Qui c'è un insieme di ottimi giocatori che iniziano a conoscersi veramente a memoria. L'azione del gol di Dzeko è spettacolare. È spettacolare. Sono rimasto impietrito. 19 passaggi, e anche questo sono quelle cose che dovrebbero essere rimarcate dagli operatori del settore, perché questo, al di là delle appartenenze, è un dato di fatto e quindi non può non piacere, specie poi i detrattori del campionato italiano. Vedete sto gol qua, giusto? Sì, no, bellissimo, straordinario il gol segnato da Dzeko, soprattutto anche il contributo notevole del nostro turco nato in Germania, che sta facendo delle cose veramente significative, cioè fa quel dai e vai, cioè incrociando tra l'altro appunto la palla nel modo migliore. Devo dire che veramente dal punto di vista estetico ha ragione Paolo nell'affermare un grande valore di questa Inter, che tra l'altro, guardi, in questo ha fatto bene ieri Simone Inzaghi appunto a ricordare che già la Lazio pre-Covid giocava così, e io me la ricordo quella Lazio, se ne stava andando a prendersi lo scudetto, non ci prendiamo in giro, perché aveva battuto la Juve, aveva battuto l'Inter. Il problema è che le è arrivato il Covid tra i piedi, e poi alla ripresa non ha potuto sono crollati, confermare. sono stranamente crollati, però sì. era anche un modo di
un modulo un po' più differente rispetto al Sì, no, nostro, questo no? secondo me, guarda, scusami, Più Fulvio, ragionato. sì, più ragionato e poi però ha caratteristiche che sono particolari. Cioè, allora, io credo che la rosa dell'Inter quest'anno sia veramente ricca di giocatori intercambiabili, per cui di una serie di alternative, e questo consente ad un allenatore che ha nelle sue corde un turnover quasi naturale, di poter fare scelte che magari in altre situazioni, alla Lazio quando toglieva qualcuno fra i tre dietro, cioè doveva mettersi le mani nei capelli, perché voglio dire, le seconde linee in difesa della Lazio erano pazzesche, cioè assolutamente non adeguate. Qui si ritrova giocatori che sono assolutamente in grado di dare un loro contributo, di fare benissimo il loro lavoro. E il lavoro di Antonio Conte è stato da lui ulteriormente sviluppato, arricchito di elementi personali, ed è diventata questa una squadra veramente bella a vedersi. E pensateci bene, prima di questo tour de force, no, che ci ha dato quello che desideravamo, perché ricordiamolo, abbiamo diciamo risucchiato più di 7, cioè, rimangiato più di 7 punti al Napoli, perché l'abbiamo scavalcato di un punto, e abbiamo preso 6 dei 7 punti al Milan, nonché ci siamo diciamo qualificati agli ottavi di Champions. Beh, tutti ci davano per quella squadra che adesso vedi l'Inter, no? Cioè, la solita pazza Inter che ti viene meno. Ma dove? Nel momento in cui dovevamo diventare forti, siamo diventati più Sì, forti. Quindi anche perché poi c'è un ottimo, tra virgolette, per me, opinionista che ha grande, che scrive, eccetera, eccetera, che ha detto che l'Inter in fin dei conti in Champions aveva il girone più semplice. Sì, Ogni volta è sempre così, no? Hai capito, no? Quindi, vabbè. è chiaro, è sempre così. E ci sono delle opinioni sconcertanti che girano diciamo, nelle nostre teste, e sono, diciamo, non a caso, spesso di matrice di 2 o 3 persone. Insomma. Lo sappiamo, e questo, poi vabbè, sai, i detrattori degli interisti dicono sempre che siamo delle vittime, vabbè, però io non voglio far scivolare il tutto in questa Sì. cosa, in questa situazione. Leggo un attimo la chat, che sono intervenuti un po' di amici, allora leggo velocissimamente. Grazie Riccardo Boscolo, chiamateci, bella trasmissione, va bene. Biagio Castagna, che è il radiocronista del web, che lo invito in trasmissione, perché così ne parliamo un po' apertamente anche della sua attività, che fa le sue radiocronache direttamente su Facebook. Buon pomeriggio a te Fulvio e ai tuoi ospiti. Dice che il mese tra gennaio e febbraio sarà ricco di scontri diretti per l'Inter, passando bene quel mese si darebbe lo slancio giusto. Poi abbiamo Fabio Arturo Vellutini, eccolo qua. Io penso che senza i 2 rigori sbagliati il campionato era sulla falsariga dello scorso anno, anche in prospettiva delle 3 prossime partite. Alessandro Ravezzani, il figlio del grande fotografo dell'Inter, eccolo qua. Ma tutti i detrattori di Inzaghi adesso lo lisciano, lo lasciassero lavorare in pace senza fare raffronti. Ciao Alessandro. Poi abbiamo Biagio Castagna sempre che parla dei tiri piazzati, e ti invito a riascoltare il primo tempo del radiocronaca andata in onda all'Olimpico, va bene. E qua lui fa un po' di sponsorizzazione della sua trasmissione su Radio Playtime, la web radio, va bene. Allora a questo punto non mi rimane che farvi vedere questa tabella. Austin, non l'ho tirata giù, dov'è? Niente, non ce l'ho. Ero convinto di averla tirata giù direttamente. Allora la vediamo da quest'altra parte, perché io ho 2 computer, non riuscirete a vederla voi, ma vi dirò assolutamente quali squadre sono, perché volevo fare il famoso raffronto delle, eccolo qua. Anzi, facciamo una bella cosa, me lo mando tramite mail velocissimamente, noi proseguiamo un attimo per ciò che riguarda il prossimo turno e poi ritorniamo a bomba su questo ragionamento. Eccolo qua, il prossimo turno, eccolo, se lo vedete? Sì. 17ª giornata, Udinese-Milan. Io metto sempre in un ordine, diciamo, di logica dal mio punto di vista, poi vabbè, vero o non vero, insomma, le prime 2 partite sono quelle più appetibili, secondo me difficili, Udinese-Milan, Verona-Atalanta, poi abbiamo altre partite interessanti, Napoli-Empoli, Genoa-Sampdoria, poi abbiamo 3 che sono similari, che sono Sassuolo-Lazio, Venezia-Juventus e Torino-Bologna, e le ultime 3 idem, dove c'è la Fiorentina che incontra la Salernitana, la Roma incontra lo Spezia e l'Inter incontra il Cagliari.
se doveste andare a vedere una partita al di là dell'appartenenza vostra calcistica, non ditemi Inter Cagliari, quale andreste a vedere, diciamo, per un interesse ben preciso? Beh, per quanto mi riguarda sicuramente Verona-Atalanta, che tra l'altro commenterò in diretta da una televisione milanese proprio domenica pomeriggio, ed è una partita che merita perché l'Atalanta comunque gioca un calcio interessante, l'abbiamo visto, insomma ha fatto molto bene, ha battuto il Napoli al Diego Armando Maradona, e il Verona è andato a vincere una partita a Venezia sotto di 3 gol, ha vinto 4-3, insomma, quindi voglio dire, si ritrovano di fronte due squadre in forma notevole. Penso che sarà veramente un bel match da vedersi. Io quello lo vedrei con piacere. E invece Paolo quale vedrebbe? Io andrei a vedere Venezia-Juventus. Vabbè, perché vuoi farti un bel giro a Venezia, dai. Ecco, un bel giro a Venezia, e il Venezia, nonostante che abbia perso le ultime 3 partite, tra le ultime squadre di Serie A, secondo me è quella che gioca meglio, perché ieri è stato espulso un calciatore del Venezia, altrimenti secondo me non finiva così. Non ci sarebbe stato quel recupero. Ma anche con l'Inter il Venezia se l'è giocata. Il Venezia non gioca un brutto calcio per le sue possibilità. Quindi secondo me il Venezia può fare il risultato contro la Juve. Un pronostico volante 2-1 per il Venezia. Sì. Che pronosticone. Ecco, parte lo scompiglio, 2-1 per il Venezia. È arrivato lo scompiglio. Sì, mi è venuto solo scompiglio. Sì. Ecco, bene. Allora, ho recuperato quell'immagine velocissima che riguarda appunto, dopo torneremo anche sul punto che riguarda appunto il prossimo turno. Abbiamo qua il confronto, il Milan 38, l'Inter 37, Napoli 36, Atalanta 34, 17esima, 18esima, 19esima giornata. Abbiamo l'Udinese, Napoli ed Empoli con 2 partite fuori casa abbastanza insidiose per il Milan e il Napoli dentro in questo trittico in casa. L'Inter ha 2 partite in casa che sono il Cagliari e il Torino, con la Salernitana va a Salerno. Napoli incontra l'Empoli in casa, il Milan fuori casa e lo Spezia in casa, mentre invece l'Atalanta va appunto a Verona, poi incontra la Roma e incontra un Genoa. Ve lo lascio un attimo, datemi un po' qualche vostra considerazione. Una è palese, che sembrerebbe che prima del giro di boa, dopo la 19esima giornata, l'Inter dovrebbe secondo me rosicchiare qualcosa. Beh sì, sicuramente, secondo me è proprio questo, nel senso che incrociando le dita, ma il calendario dice che l'Inter è nelle condizioni, potrebbe essere nelle condizioni di laurearsi campione d'inverno. Io non so se questo poi tutto sommato ci convenga, perché comincerebbero tutta una serie di, diciamo, tiritere che io non gradisco, però insomma le partite che abbiamo di fronte sono quella roba là che hai messo in evidenza, cioè il Milan va a giocare 2 match tosti, quello con l'Udinese è un match molto fisico, l'Empoli sta facendo faville quest'anno, tra l'altro il nostro appunto Pinamonti sta veramente diciamo facendosi apprezzare. L'Empoli è forse la squadra un po' rivelazione, un po' il Verona dell'anno scorso, no? Esatto. Sì, perché gioca un calcio molto bello, perché davanti c'ha questi giocatori che fanno delle cose interessanti, perché sono difficili anche... entusiasmo, hanno anche molto entusiasmo. Molto entusiasmo, perché voglio dire, sono un po' tutti questi calciatori convinti di avere una ottima occasione per farsi valere, perché giocano, magari in club di livello superiore non giocherebbero, e quindi fanno bene, danno un bel contributo. E insomma, poi la partita con il Napoli in casa, il Milan è chiaro che la gioca dovrebbe in qualche modo, se l'Inter procede in un modo regolare, poi sai, ci può essere l'inghippo dietro l'angolo, per carità, una partita storta, però indubbiamente o pareggiano o una delle due vince. Comunque in ogni caso, se l'Inter fa bottino pieno, di sicuro o si staccano le 2 milanesi oppure c'è uno scavalcamento, ecco. Quindi sì, anche perché la stessa Atalanta, avrai notato che gioca a Verona, poi però ospita la Roma in casa, e questa Roma qui non è che possa volevo arrivare a quello, esatto, perché questa Roma è una Roma un po' così alternante,
Paolo, Mourinho viene, non dico contestato, però riparte da zero sulle ceneri di una società che ha cambiato anche il vertice della proprietà e ha cambiato molti giocatori, lui sta facendo crescere anche dei giovani, ha perso un bel po' di partite, però tutto sommato sta facendo un campionato dignitoso. Quindi la vedi come partita insidiosa quella con l'Atalanta? No, io avevo molti dubbi su Mourinho alla Roma. Appena arrivato ho detto sì, mi fa piacere da interista vederlo ancora in Italia, però se Mourinho vive un po' di rendita. Io sono molto critico su Mourinho, è anni che combina ben poco. I fatti dicono quello, ma non si è aggiornato, secondo me. Fa sempre lo stesso gioco. Sai cosa ti dico? Che può essere anche vero questo discorso, a parte il fatto che a questi livelli c'è poco da aggiornarsi perché sono loro che dettano le logiche nuove del calcio. È anche vero che però 10 anni fa era al top, e quindi in quel calcio lì è particolare. Io trovo che in questo periodo storico uno che è al top è Conte, è proprio un allenatore che è al top perché ha tutte, che non è solo una questione di mettere in campo una squadra, ma gestire una società, gestire uno spogliatoio, gestire scientificamente anche, oltre che tecnicamente, gli elementi che ha in rosa, perché ci sono anche dei protocolli ben precisi di allenamento che sono più recenti rispetto a quelli di Mourinho. Mourinho già all'epoca, mi ricordo che 10-11 anni fa dicevano che faceva poca parte fisica, ma faceva molto pallone, per esempio. Queste cose qua poi bisogna vedere nel tempo se possono reggere con un calcio fisico, giusto? Esatto. Sì, ma poi c'è da ricordare, scusate, non per voler difendere Mourinho, però insomma Mourinho poi negli ultimi anni, cioè comunque un'Europa League l'ha vinta, ha vinto con Manchester. Sì, ha vinto poi, voglio dire, qualche titolo ha portato a casa, anche quando ha rivinto con il Chelsea. Il problema probabilmente è che Mourinho non doveva accettare, secondo me, di andare al Tottenham, perché è stata una forzatura, perché quando tu hai allenato il Chelsea, vabbè, è vero che lo ha fatto anche Antonio Conte adesso, però per uno come me che nella Premier tifa dai tempi addirittura di Alli allenatore giocatore, il Chelsea è la mia squadra preferita della Premier, quindi da 20 anni e passa, devo dire che tu non puoi andare ad allenare il Tottenham dove era allenato il Chelsea, perché è come appunto allenare la Juventus e poi allenare l'Inter, o addirittura prima l'Inter e poi la Juve, cioè la gente non gradisce. In qualunque dei casi, ribadisco, lui, come ha detto Paolo, probabilmente si è anche un po' imborghesito, no? Cioè della serie, io il Mourinho tanto. sì, perché ma si può capire, cioè se tu vai avanti con quei ritmi che aveva Mourinho ai tempi, che sono poi i ritmi attuali di Antonio Conte, devi stare attento, perché se poi ti viene un ciupuno ci rimani secco. Cioè, la serie, cioè, ma io mi ricordo cosa non faceva ai tempi Mourinho. Lo stesso Conte, talune volte, voglio dire, è troppo coinvolto anche dal punto di vista proprio fisico, per cui arriva a una certa età, come è accaduto a Mourinho, secondo me hai un palmarès, ti hanno strapagato, ti hanno, diciamo, affrancato dal bisogno per qualche generazione. Ma giustamente, ma chi te la fa fare di star lì a fare quelle robe che facevi quando avevi 10-15 anni di meno? Certamente, però ti dico che secondo me, se fosse messo accanto a un giovane vice, a una sorta di vice allenatore magari emergente, forse lui sarebbe in grado di fare il direttore tecnico, no? Nella maniera migliore. Cioè, bisognerebbe un po' rinverdire quelle abbinamenti, quelle coppie che si usavano qualche tempo fa nel calcio, perché potrebbe essere il modo giusto per far sì che una persona come Mourinho dia qualche segnale anche stai per dicendo una cosa che era un po' quello che lui voleva quando venne all'Inter. Lessi la sua autobiografia, quella ufficiale, e diceva: il mio sogno è diventare un Ferguson al Manchester United. Probabilmente sì, era quello il concetto, poi infatti è riuscito ad arrivare, ha centrato l'obiettivo, però gli è andata male, cioè nel senso che i campionati sono campionati molto complicati, ci sono troppi interessi da quel punto di vista. Ritorniamo un attimo, siamo arrivati alla metà, anzi a questo punto andiamo a metà della nostra trasmissione, quindi non possiamo non aprire la piccola parentesi riguardante appunto i libri. Il nostro riferimento è
è soprattutto basato al fatto che abbiamo i Mondadori Bookstore che ci sostengono nelle altre 2 rassegne che io faccio durante la settimana, al martedì con Equilibri e al giovedì con Diretta Libro, che sono appunto Acquiterme, Crema, Genova, Sesti Ponente, Loano, Sesti Levante, Trento e Varazze. E qui, avendo già ovviamente l'autore, non potevo non presentare un libro che non è recentissimo da questo punto di vista, ma è sempre molto interessante perché ha dei connotati ben precisi e dà delle nozioni che riguardano questo settore, che è quello appunto del marketing e la comunicazione nello sport, quanto sviluppo ha in tutta la vita, diciamo, dell'atleta, di una società, ma anche di un tifoso che, tra virgolette, subisce anche quelli che possono essere praticamente i derivati, chiamiamoli così, del marketing applicato allo sport, quindi in generale. Nel calcio, in questo periodo storico, poi tra parentesi, dopo la pandemia, durante la pandemia, sono stati messi a dura prova, no? Perché le sponsorizzazioni si sono bloccate, gli stipendi, tutto un discorso in generale. Sei in una fase, diciamo, di aggiornamento, cosa inseriresti degli ultimi 2 anni in questo libro, Enrico, nel tuo libro appunto, come aggiornamento? Allora, diciamo che se dovessi aggiornare l'opera, come sicuramente accadrà, credo nel prossimo anno, io terrei ferma la valutazione di una serie di aspetti che ho sviluppato nel libro e che sono connessi soprattutto all'utilizzo delle tecniche di marketing, dello sviluppo del merchandising, piuttosto anche proprio dell'utilizzo degli sportivi come testimonial delle aziende, perché quelli sono degli aspetti, quelli sono dei temi che non si possono più mettere da parte, non si possono sottovalutare, sono centrali perché poi sono un modo per riuscire, per dire, a far sì che un club possa diventare testimonial di un'azienda, di un settore diverso da quello sportivo, perché ha vinto tanto, perché è stato in grado di produrre risultati e in questo modo avere quindi la capacità di una partnership che per il club calcistico significhi altri introiti. D'altro canto non posso ignorare che nel libro ci sia anche un'attenzione alla variabile stadio, quindi un problema che in questo momento a Milano è centrale, cioè quello di avere finalmente degli stadi di proprietà che funzionino 7 giorni su 7, che siano in grado di offrire, diciamo, una serie di servizi variegati, non soltanto la partita di calcio, quindi il momento di entertainment, no? Non a caso il sottotitolo del libro è lo scenario dell'entertainment business, ma voglio dire, offrano ristoranti, bar, centri fitness, il museo, l'hotel dove poter, per dire, passare la prima notte di nozze, no? È un classico di alcuni tifosi che vanno a passare la prima notte di nozze nel club, nell'hotel del club del cuore, no? Infatti non a caso il Chelsea a Stamford Bridge appunto ha una struttura di questo tipo, proprio in quella zona in Fulham Broadway, no? Cioè, zona di Kensington, quindi zona 1 di Londra, e devo dire che mi colpì ai tempi quando andai a vederlo, perché era un discorso molto interessante. Poi qui la voglio anche buttare una roba che qualcuno dimentica. Esiste addirittura un filone un pochino macabro, potremmo dire. Dovete sapere che alcuni club hanno, tu credo che Fulvio ti ricordi a cosa faccio riferimento, abbiano immaginato i cimiteri tematici, nella serie che ci sono dei club nel mondo, diciamo, anglosassone, che hanno creato la possibilità di poter avere un loculo nel cimitero della propria, diciamo, dei tifosi della propria squadra di calcio, e che tra l'altro determina anche la possibilità di un pacchetto anche con un funerale, con un'urna con la forma di un pallone. Cioè, qua stiamo facendo sempre i soliti gesti apotropaici, però al di là di questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo libro sicuramente manterrebbe l'idea che la brandizzazione sia centrale, fondamentale per quanto riguarda il calcio di questo millennio, e sia sempre di più rilevante, proprio perché offre, diciamo, al club calcistico la possibilità di poter avere ulteriori fonti di introiti, di entrate, che sono necessari per gestire la società con quelle logiche di sostenibilità, no? Che si dicono spesso, si ricordano.
Hai parlato di stadio, no? E devo dire la verità che io sono andato a vedere la presentazione iniziale di un anno e mezzo, no, 2 anni fa ormai praticamente, dei 2 progetti di San Siro, no? Quindi la cattedrale e invece i 2 anelli, no? Gli anelli. Adesso a un certo momento, l'altro giorno dico, ma io mi ricordo di aver visto un'Inter Colonia sotto l'acqua al secondo anello ai Popolari, venendo 3 ore prima, prendendo tutta l'acqua possibile e immaginabile, con uno striscione che girava di una borsa che girava attorno a tutto lo stadio, e ci siamo fraciccati tutti col passaggio della cosa. Ma dico una cosa, alla verità, a un certo punto quello stadio lì era quello precedente a Italia 90. La gente, e quindi era uno stadio del rifatto negli anni 50. Quindi sì. non è che il tifo venisse a mancare, quindi da un certo punto di vista mi sembra, faccio una domanda a tutte e due, no? Non è che poi alla fine sia un po' una sorta, diciamo, di, chiamiamola sega mentale, scusate il termine, di dover a tutti i costi creare. È chiaro che c'è il business, ne hai ancora parlato, l'hai appena parlato, però mi sembra che si stia ingrassando troppo la situazione per cose collaterali, quando lo stadio poi alla fine è un punto di passione. Sentiamo Paolo riguardo a questo. Sì, lo stadio è un punto di passione, non è che deve essere per forza che uno si prende una goccia d'acqua. Cioè, il tifo è tifo, il tifoso è passionale, il vero tifoso non è che uno deve stare, se uno c'ha il seggiolino un po' scheggiato, chi se ne frega. Invece adesso è tutto precisino, è tutto. Il calcio no, vabbè, adesso serve per una questione economica, ovviamente, sì, perché non possono più reggere stare, però da un certo punto di vista non è poi questo grandissimo dramma, perché c'è una corrente che va contro, ma sta diventando anche abbastanza forte, perché cerca di salvaguardare San Siro attuale. Allora, sì, Fulvio, allora, dobbiamo dire una cosa, una società di calcio è un'azienda come un'altra, per cui tutte le aziende devono autosostenersi in termini finanziari. Vuol dire che nello stato patrimoniale, sul versante delle attività, devono avere dei cespiti, dei valori. Il problema è che lo stadio può essere un asset importante perché ti crea reddito, ti crea introiti di vario tipo ed è importante per la situazione patrimoniale del club. Se tu lo hai di proprietà lo puoi anche aggiornare, migliorare, ne puoi fare, diciamo, un luogo dove è veramente la casa dei tifosi, laddove poi la parte della passione, che poi cosiddetti gli anglofoni dicono del mood, no, che è importante, non è che venga meno, anzi, stare più comodi non vuol dire che uno, diciamo, diminuisca in termini di passionalità. Io vi assicuro che come ero passionale quando andavo in curva perché ero studente no, ma io non sto dicendo, per carità. Così quando vado in tribuna, cioè, sono ugualmente passionale, anzi rischio lì di avere anche ma quello che voglio dire, qualcuno che dice cose che non mi piacciono. Non ambirei a riprendere tutta quell'acqua, sinceramente, visto che poi hanno fatto la copertura dopo Italia 90, però devo dire la verità che certe volte uno dice, ma insomma stiamo perdendo qualcosina anche, no? Un po' in generale. Se è un'evoluzione dei tempi, però. Sì, Fulvio, però ti dico, tu conosci bene Bergamo, tu sai che mi sono trasferito da Milano a Bergamo da un po' di anni. Beh, Bergamo c'è poco da fare, quando vai a vedere lo stadio che ha sviluppato, uno stadio di proprietà, voglio dire, è orgogliosa di questo stadio, ma perché è proprio bello, cioè è bello starci. Poi è chiaro che adesso, essendoci la curva sud, che è ancora della vecchia impostazione, no? Perché non è stata rifatta, è l'unica parte dello stadio che non è stata rifatta. Ancora con le impalcature? No, diciamo è stata aggiornata con i sediolini perché altrimenti non avrebbero avuto l'ok della UEFA, no, per poter giocare le partite, però non è uguale alle altre tre, diciamo, agli altri 3 lati, no? Perché è ancora curva e non è invece il lato, diciamo, come potremmo dire, non è il quadrilatero, no? Che avremmo dovuto avere e che lo renderebbe anche più bello, no? Perché effettivamente la curva nord è bellissima a vedersi la tribuna, appunto, che una volta si chiamava Kreberg e che adesso appunto credo che si chiami Ubibanca, ma comunque San Paolo Intesa, no? Perché è lo stesso gruppo. D'altro canto così la tribuna centrale, la tribuna autorità, insomma è un posto bello rispetto a quello che era un tempo, dove la passione, tu sai bene, non è che sia minore, anzi si introppa, devo dire, si introppa. Infatti mi sto preparando al 16 gennaio, quando so bene che andrò a vedere chiaramente, rigorosamente in curva, come sempre faccio, la partita dell'Inter che gioca qui a Bergamo,
e so che insomma che non sarà proprio un clima bellissimo, poi ci scambieremo un po' diciamo di complimenti reciproci, dai, diciamocelo Certo, vabbè, chiaramente, quello ci come sta, spesso accade, ma ci sta. L'importante è che alla fine, magari vedendomi che esco dallo stadio, qualcuno mi riconosce, mi è successo e mi fa le battutine e scherza, io gli faccio la vabbè, battuta quello e la si chiude lì. Cioè, l'importante è che non mi venga a menare qualcuno, cioè quello è il discorso, perché fa parte, francamente quello è il problema vero, no? Siamo fa parte onesti. del gioco. Va bene, allora ricordo il marketing, la comunicazione nello sport, lo scenario nell'entertainment business, Franco Angeli, ed è appunto un libro di Enrico Flavio Giangreco. Grazie intanto, grazie. Allora, ritorniamo adesso ritorniamo alle partite. Eccolo qua, ce l'abbiamo velocissimamente. Altre partite interessanti che potete vedere riguardo a questo. Io per esempio vedrei di interessante, anche se non riguarda l'alta classifica, quel Genoa-Sampdoria, Sì, che esatto. si gioca venerdì, perché ragazzi il Genoa sta scivolando, deve iniziare a far punti. Certo che se batte la Sampdoria raggiunge quasi la Sampdoria. Sampdoria non riesce a dare un po' di continuità, non brilla molto, e quindi va bene. E poi avete sentito cosa è accaduto oggi, no, per quanto riguarda la Sampdoria, no? Che il problema del presidente Ferrero, insomma, cioè, la situazione è un po' complicata sul versante blu cerchiato, mentre il versante del Grifone ha risolto quei problemi societari, perché sono arrivati gli americani. Adesso c'è il professor Zangrillo che è un presidente tifoso, spero che capisca che come lui pretende, no, di poter parlare degli argomenti che conosce fino in fondo e diciamo avvalendosi della sua esperienza e della sua preparazione, stia attento a non fare il presidente tipo Borgo Rosso Football Club, perché è pericolosa la storia, che si metta accanto delle persone che lo supportino in modo adeguato. Come si mischiano queste strane situazioni. È vero, infatti io lo ripeto, è una passione che ha il professor Zangrillo, e posso capire il piacere dell'essere presidente della propria squadra del cuore. È come dire se un giorno io facessi il team manager dell'Inter, per me sarebbe, diciamo, il non plus ultra, cioè sarei felice come un bambino di 3 anni. Però è chiaro che, voglio dire, bisogna stare attenti, no? Cioè lì spero che gestiscano le cose in modo adeguato, perché non vorrei che debbano in qualche maniera avere una nostalgia di Preziosi, che è tutto dire, però insomma, alla fine sono i risultati che ci dicono tutto. Alla fine allora, ritorniamo un attimo, volevo un attimo guardare, l'abbiamo visto, l'infinita ricorsa di Ferrero, che prese la Sampa gratis con un tesoretto di 65 milioni, arrestato il presidente Ferrero, bancarotta e reati finanziari, non coinvolto in club, quindi è una questione personale. Sì. Dopo l'arresto Ferrero presenta le dimissioni del presidente della Sampdoria, quindi vabbè, abbiamo avuto già, questo fa parte un po' del periodo degli ultimi anni. Negli ultimi 10 anni ci sono state situazioni, vedi il Parma, tante situazioni, ne abbiamo avute tantissime, tutto è andato oltre. Ti sembra, e dico anche a Paolo, da un punto di vista diciamo di riorganizzazione, forse perché bisogna andare a prendere i campionati del mondo del 2026, ne parlano, che forse l'Italia ha vinto il campionato europeo, quindi sta cercando di fare una sorta di rinascita, di upgrade da un punto di vista sia sportivo, l'ha già avuto, magari anche di rigiostrare un po' le cose, quindi deve mettere a posto delle cose che erano abbastanza evidenti in quest'ultimo periodo. Di Ferrero avevamo tutti molto dei dubbi, no? Questa situazione invece che riguarda le plusvalenze, che in qualche modo potrebbe essere una sorta di canale, è possibile che ci possa essere questo strappo a fronte anche di quest'altra notizia. La rivolgo prima a Paolo riguardo a questo. Cosa ne pensi da un punto di vista di riorganizzazione, chiamiamola così, di repulisti? Lasciamo con questa parola, ecco. Sì, penso che sia fondamentale, perché magari poi toccherà a qualche altra società avere dei problemini, quindi penso sia fondamentale per il calcio italiano fare una specie di reset, di riorganizzarsi. Adesso la Juventus è coinvolta con le plusvalenze, è già un po' di tempo che lo dicono,
e adesso sembra che facciano sul serio, che stanno arrivando, diciamo, i conti, stanno arrivando, sembrerebbe. Coinvolta anche la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester. Lì sono cose che sono poco chiare. Staremo a vedere che carte hanno ovviamente chi indaga da questo punto di vista. Enrico, le plusvalenze sono delle quotazioni opinabili e quindi credo che giochino, non sono scemi quelli che fanno le plusvalenze, dico in generale, sia in Italia sia anche un po' all'estero, perché lo fanno anche all'estero, però lo fanno con un volume molto più limitato e soprattutto forse anche un po' più giustificato. Sì, il problema è molto semplice, nel senso che è chiaro che se tu fai una plusvalenza comprando Lukaku e rivendendolo appunto come l'abbiamo venduto, fai una plusvalenza vera, perché tu hai sicuramente avuto una uscita, parliamo di dimensione finanziaria, quando hai pagato Lukaku comprando da un club e incassi, seppur diluito nel tempo e vale per tutti e due i versanti, dei soldi che sono di più e comunque c'è una plusvalenza che è veritiera. Il problema sono quelle plusvalenze fittizie. Quando sono quelle plusvalenze fittizie? Cioè quando si manifestano? Quando per esempio tu fai uno scambio tra due giocatori, che sono per esempio due giocatori delle giovanili, li fai valere entrambi 30 milioni, per cui tu ti ritrovi una plusvalenza da 30 milioni, perché quello era zero, diciamo, a bilancio, perché hai avuto, diciamo, 30 e l'anno milioni. Successivo No, ma d'altro canto quei 30 milioni in più ce li ha anche l'altra società. Il problema è che nessuno dei due ha incassato soldi veri, nel senso non c'è stato giroconto. Non c'è stato assolutamente una manifestazione finanziaria. Allora, questa roba qua, dei soldi che sono come quelli del Monopoli, e prima o poi la paghi. Cioè, nel senso che se tu poi alla fine non hai la possibilità di incasellare in una situazione di equilibrio la dimensione economico-gestionale con quella finanziaria, e puoi essere come quello, come si dice diciamo, in un aneddoto tipico delle redazioni economiche milanesi, di quello che diceva che era sfondato di soldi, che sarebbe diventato milionario il 30 giugno e però il 2 marzo non aveva un soldo per offrire un caffè ad un amico, cioè della serie devo avere quei soldi, ma i soldi non arriveranno mai. A babbo morto si dice in Toscana. Allora, la questione è questa, Fulvio, cioè bisogna fare in modo che le regole di valutazione, diciamo, delle plusvalenze siano più precise, precise. Perché attenzione, allora, se tu consideri i calciatori come un'automobile o un impianto, insomma un cespite, e poi dai la possibilità di dare una valutazione che oscilla secondo, diciamo, parametri che non sono molto chiari, è chiaro che tu dai libertà a chiunque di mettere a posto i bilanci producendo quelle plusvalenze che dicevo poc'anzi. Invece i bilanci devono essere messi a posto in altra maniera, cioè avendo un atteggiamento equilibrato rispetto ai costi, riuscendo a far sì che i ricavi siano sempre più elevati. Insomma, devi fare scelte di tipo gestionale. Se tu fai questi giochi farlocchi da finanza creativa, come in altri settori l'abbiamo pagati, cioè noi avevamo delle situazioni in Italia e champagne, così le paghi anche sul versante calcistico, insomma, voglio dire. Sì, così diventa un po', cioè, perché ci fosse un Ronaldo Nazario da Lima, come forse ne parlavamo l'altro giorno, a 18 anni, che sai benissimo che è un giocatore che sta per esplodere, la sua quotazione può avere una quotazione, poi lo vedi perché comunque l'anno successivo ti va a fare i gol, viene in Italia e quindi automaticamente la sua quotazione è quella. Il problema è questo, sono anche dei cavalli di ritorno che ritornano indietro perché se li rigirano l'anno successivo, e questo potrebbe anche essere per esempio vincolato a livello giovanile, come per dire non ritorna indietro, rimane di là. Sì, però ecco, ti dico una cosa, no? Per esempio, faccio un esempio che ha a che fare con l'Inter. Pinamonti, tu lo cedi alla Genoa, lo cedi per 18 milioni, quei 18 milioni comunque glieli riconosci, cioè te li dà il Genoa, tu quei 18 milioni li utilizzi per anche avere una voce di bilancio positiva, l'anno dopo lo riprendi a 20. Attenzione, là non è una plusvalenza fittizia, lì è una forma di diritto di recompra, diciamo, organizzato in modo diverso, cioè con un accordo tra privati. Però c'è stato giro di soldi probabilmente. E comunque, sì, no, tu hai preso 18 milioni, gliene hai dati 20. Alla fine lui ha avuto 2 milioni di, diciamo, tra virgolette, di guadagno il Genoa. Dice, però a te quei 18 milioni l'anno precedente ti sono serviti per mettere a posto il bilancio. Attenzione, ma il diritto di recompra esisteva prima, adesso non esiste più
più, ma io un accordo tra privati lo posso sempre realizzare, cioè mi posso andare a riprendere un giocatore che sì, però in quindi, questo caso c'è stato, scusami, un giro probabilmente di soldi. i soldi, sì, C'è stato un giro di soldi, sì, mentre sì, invece in altri casi, come per e gli esempio scambi, sì, Arthur gli scambi. Pjanic, io credo che lì No, non ci sia stato niente. nessun giro. No, lì io faccio, allora, io faccio uno scambio, io e Fulvio Floridia ci scambiamo, ci diamo il valore di 60 milioni reciproco e ci scriviamo sulla nostra società SR che abbiamo un cespite che vale 60 milioni, che si chiama Fulvio Floridia e lui, diciamo, reciprocamente con me. E come è successo, io non faccio il nome, ma c'è un noto club di Serie C che mi hanno raccontato che nel suo bilancio abbia un centro sportivo che varrà non più di 600.000 euro, ma a bilancio è 5 milioni. Ma quello vale 5 milioni soltanto per i proprietari di quel club, cioè, ma non esiste. Cioè, e quindi quel bilancio che veridicità e soprattutto che appeal avrà rispetto a un acquirente? Zero. Vabbè, io spero che ci sia un Repulisti anche, cioè, diciamo una piccola rinascita, un rinascimento del calcio italiano, perché dal punto di vista sportivo l'abbiamo già, secondo me, non abbiamo mai avuto dei grossi problemi perché siamo una scuola calcistica da sempre. Poi Sì. ci sono gli alti e i bassi e quindi è abbastanza evidente che abbiamo superato un momento molto difficile. Staremo a vedere. Da un punto di vista organizzativo abbiamo bisogno di rimettere a posto le cose, così riusciamo anche a zittire quella parte sempre molto ma molto polemica. Andiamo a vedere un attimo invece quest'altro cartello. Questo cartello è questo, la Superliga Europea. Eccoli qua, tutti i vari le varie squadre, no? Dal Real Madrid all'Atletico Madrid, Barcellona, o il Paris Saint-Germain, Olympique Lione, la Juve, eccetera, eccetera, poi il Borussia, il Bayern e poi le 6 inglesi. Qual è il tuo pensiero, Paolo, riguardo a questo? Stiamo parlando appunto di queste situazioni riguardanti un calcio adesso meno giocato, ma un calcio futuribile. Stiamo parlando di passione, sei tifoso dell'Inter, quindi ti piacerebbe vedere l'Inter in quella zona? Assolutamente sì, però questo progetto di Super League lo vedo ancora in alto mare, molto confusionario. Non sono molto d'accordo ancora, non è molto chiaro, anche perché esistono le piccole squadre, quindi è bello anche giocare contro le piccole squadre, secondo me. Beh, vabbè, però questa è una contraddizione con la Superlega, no? Quindi la Superlega è solo un discorso e quindi qua coinvolgo Enrico riguardo a questo, di cercare, come si diceva prima, un recupero di risorse economiche che possono tornare utili per il club. Non è che forse dovremmo in qualche modo limitare un po' gli ingaggi, perché anche gli ingaggi, se si riuscisse a limitarli, è chiaro che è un po' una bestemmia, perché un calciatore alla Messi è giusto che guadagni quello che deve guadagnare. C'è un discorso di merito, no? Da sempre è stato così, bene o male. Assolutamente, il problema degli ingaggi è un altro problema che io evocavo già nel mio primo libro, Le società di calcio del 2000, ma anche nella fabbrica del pallone successivo, ma anche in questo ultimo che abbiamo presentato. Cioè, dico, attenzione, se tu prendi i soldi dalle compagnie del settore televisivo, tu non li puoi spalmare quegli ingaggi, appunto, cioè, pardon, quei soldi sugli ingaggi dei calciatori, perché se poi tu hai un'incidenza dei salari e stipendi sul fatturato che è pari al 70%, alla fine tutto quello che hai ottenuto te lo mangi in quella maniera e il sistema non andrà mai in equilibrio. Il problema, come dicevi tu, Fulvio, è di riconoscere i giusti diciamo, ingaggi, le giuste remunerazioni a chi produce valori economici corrispondenti. Io Messi, che è una sorta di volano di introiti, certo, è chiaro che lo devo pagare in un certo modo, però il problema del calcio italiano è che, con tutto il rispetto per quello che andrò a citare, quando Possanzini prendeva ai tempi nella Sampdoria, se non erro, 1.600 milioni di lire, cioè il caro Possanzini, cioè, non aveva assolutamente una centravanti alla sinistra, assolutamente, ma aveva un ingaggio che era sin troppo elevato, per cui bisogna dare degli ingaggi che siano parametrati rispetto ai calciatori che hai di fronte. Tu al calciatore che non è in grado di produrre risultati e quindi in maniera indiretta incidere economicamente in termini significativi, come può fare uno top player, non puoi riconoscere degli ingaggi fuori dal mondo, perché altrimenti il sistema salta, cioè va a pallino, perché il problema è questo, costi e ricavi, cioè devi o alzi i ricavi o abbassi i costi, non è che ci siano robe da fare. Non vorrei che ci fosse di mezzo anche
il discorso dell'immagine degli influencer. Parlo con Paolo che tratta l'immagine. Non è Sì. che in questo periodo storico c'è un po' troppo uno sbordare. Per esempio c'è un personaggio che non mi piace molto, lo dico, lo ammetto, ed è Ibrahimovic. Non mi piace Ibrahimovic già dal periodo dell'Inter, quando se ne andò in un certo modo, ed è ma più che altro perché lui incarna una tipologia di calciatore che si impone anche a livello mediatico in una maniera molto forte, molto dura, io dico anche molto furba. Questa situazione qua sposta un po' quello che Ibrahimovic è stato un grandissimo giocatore, ancora adesso è un fior di atleta e di professionista, non è più quello di una volta. Credo che molto sia anche legato alla sua immagine che in qualche modo lucida spesso con delle affermazioni. Questo non c'entra molto, movimenterà, ma non c'entra molto con quello che è il core business, l'essere calciatore. Non è che appunto siamo diventati troppo dipendenti dall'immagine che viene data? Assolutamente sì, anche perché Ibrahimovic è un furbetto, come dici tu, grandissimo calciatore, e adesso ha capito che il calciatore è un po' il capolinea, e allora punta un po' su questa comunicazione, su questa immagine un po' antipatica, secondo me, un po' fuori luogo anche. Tanto è l'ultimo anno di Ibrahimovic e poi non ce lo vediamo più. Dai Fulvio, dai. Non lo so. No, vabbè, ma quello se è arrivato a un certo punto è utile a una squadra, perché no? Quindi può essere utile ancora al Milan. A livello di spogliatoio penso che sia ancora molto carismatico a livello di spogliatoio. Da grinta, autostima, ai giocatori un po' più timidi, a quelli che quando entrano a San Siro gli tremano le gambe. Lui è un grande aiuto, secondo me, ma a livello così di immagine che non è un granché, neanche a me sta molto simpatico. Vabbè, ok, questo è un discorso di simpatia. Non volevo scivolare sull'antipatia per un giocatore oppure no, però non mi piacciono ormai quelle cose, quegli sforamenti che non riguardano più niente che non hanno più niente a che vedere con il calcio. Anche ultimamente è uscita un'altra biografia, un altro libro, per tirar su la vendita del libro. Deve tirare fuori le polemiche con Materazzi di roba di 15 anni fa. Quindi sono cose che non, ma non perché c'è un interista, non perché è milanista, è sempre una contrapposizione. È roba stupida. Mi piacerebbe parlare di calcio più precisamente. Sì. Parlando di calcio, questo personaggio, eccolo qua, Ciro Immobile, eccolo qua. Ciro Immobile, parliamo dei calciatori, dei cannonieri. Purtroppo non c'era in le ultime due partite che potevano essere interessanti per l'Italia. Abbiamo un po' una crisi con gli attaccanti. Forse è anche vittima tutto ciò di questa situazione. Eccola qua, forse non riuscite a vederlo molto bene, però è la classifica dei cannonieri, e che quindi arrivato a un certo punto vede in testa alla classifica appunto Ciro Immobile con 13 gol, poi c'è Vlahovic idem con 13 gol, poi abbiamo Giovanni Simeone che ha fatto una doppietta ieri, Duvan Zapata 9 gol, Lautaro Martinez 8, João Pedro del Cagliari 8, Edin Dzeko 8, Domenico Berardi 7, Mario Pasalic 7 e Mattia Destro 6. Questi con Zlatan Ibrahimovic e Beto a 6 gol. Arrivato a un certo punto c'è anche una polemica quindi che riguarda l'Inter, che dicono che l'Inter è una squadra che non ha più l'ariete. Lautaro Martinez è un giocatore che non segna come dovrebbe, eccetera eccetera, però Lautaro Martinez, ridendo e scherzando, anche se ha fatto 3 rigori, comunque ha 8 gol, è lì in sua bella quinta posizione, e come coppia insieme ad Edin Dzeko hanno fatto 16 gol, e l'unica coppia che si avvicina da questo punto di vista è quella atalantina con Pasalic e Zapata, quindi abbiamo esattamente 16 gol anche loro, quindi siamo lì, non è un disastro.
Ma no, ma non è un disastro, poi si tratta sempre di considerare il tipo di calciatore che hai a disposizione. Simone Inzaghi quest'anno non ha un catalizzatore appunto della manovra offensiva come poteva essere appunto Lukaku l'anno scorso, ha due giocatori davanti con certe caratteristiche, poi ha anche uno splendido diciamo rincalzo, che il rincalzo non è che risponde al nome del Tucu Correa, poi ha Sanchez e il ragazzo Satriano cerca di far ruotare i giocatori a disposizione, stanno facendo gol anche i centrocampisti, non dimentichiamo appunto la sequenza di Cialanoglu, insomma è un modo di giocare il calcio in termini differenti. Il problema è che se si vuole in qualche maniera sminuire l'Inter lo si faccia, tanto alla fine della fiera saranno i risultati, Fulvio, che ci diranno se l'Inter sarà in grado o no di giocarsi certi obiettivi fino alla fine. E i risultati sono questi, che l'Inter è appunto con 39 gol la prima in classifica, ed è seconda difesa, quindi l'anno scorso era un po' il contrario con l'Atalanta, che era 2 anni fa l'Atalanta aveva fatto 90 passagol, non so quanti gol, quindi però l'Inter aveva la prima difesa, anche l'anno scorso lo è stato, quindi domando a Paolo se preferiva avere un gioco con due punte molto vicine come Lukaku e Lautaro, preferisci avere questo movimento un po' più armonico che in certi momenti non riesce a produce tanto gioco ma non sfoga come dovrebbe nel gol finale, anche se però come gol siamo allo stesso livello dell'anno scorso? Secondo me meglio quest'anno, perché l'anno scorso se mancava Lukaku noi interisti eravamo tutti così: oddio, manca Lukaku, chi segnerà? No? Giusto? Giusto? Sì. Adesso segnano un po' tutti, e Perisic è diventato Luis Figo. È la squadra del campionato italiano che ha segnato con maggior numero di giocatori, credo 16 giocatori hanno segnato, quindi quasi, non dico la rosa, però 2/3 di rosa. Insieme all'Atalanta, quella che gioca meglio, e quindi non è fondamentale avere il bomber da 30 gol. Se ne fa 10 Martinez, 15 Dzeko, 7 Perisic, 8 Cialanoglu e 5 Barella, ecco, ci divertiamo di più. Ci divertiamo solamente di più. Avere un capocannoniere, l'Inter l'ha avuto con Icardi, e io ho abbastanza maledetto quel periodo lì, perché era un modo di giocare molto univoco su un unico giocatore che chiaramente fagocitava tutto. Cristiano Ronaldo se n'è andato via dopo 3 anni, dopo aver segnato tanti gol, capocannoniere eccetera eccetera, ma ha creato tutto sommato un po' dei problemi alla Juve, perché se tu giochi tutto per un giocatore perdi qualcosa a livello di gioco organico. Qual è la posizione adesso della Juve? Una domanda un po' finale a tutte e due. Enrico, con Allegri riesce un po' a riassestare un po' una certa situazione a livello di gioco, oppure è una partita persa? Guarda, io penso che la Juve possa in qualche maniera magari riuscire a risalire in classifica per riprendersi il quarto posto, ma oltre io non la vedo, perché onestamente io, al di là delle ultime partite dove comunque nelle quali, quando ho avuto da affrontare avversari più ostici, comunque si sono visti i limiti, ma il rendimento generale è altalenante. È vero che le prossime partite non credo siano molto complicate per la Juve, però poi verrà il momento in cui ci saranno da affrontare match importanti, significativi. La Juve avrà anche da giocare gli ottavi di Champions. Io non ci credo, questa Juve qui non mi convince, c'è poco da dire. Ieri non fa testo, Fulvio, il Genoa in questo momento è la squadra peggiore del campionato, dai, diciamocelo chiaramente. Sì, no, stavo dicendo che guardando un attimo i gol, tra le prime 10 praticamente ha fatto 22 reti, scendi le altre 10, 26 del Sassuolo, 23 dell'Empoli, e a pari merito con la Sampdoria, quindi praticamente è in 13ª posizione come attacco. Il dato è quello, quindi mancano i gol effettivamente comunque di Cristiano Ronaldo, che anche se spostava su di sé il gioco, insomma è da scegliere. Adesso è una fase proprio di transizione, no? Proprio. Assolutamente. E poi attenzione, cioè che il club da raggiungere per la Juve si chiama Atalanta, cioè che non è una squadretta qualunque. No, ed è a 7 punti anche. Ed è a 7 punti. È a 7 e poi punti. Accanto c'è la Fiorentina, la Viola, che quest'anno con Italiano in panchina non è un competitor qualunque, ed è vero che ha perso 1-0 alla
allo Stadium a Torino, ma la voglio vedere la Juventus andare a giocarsi la partita a Firenze al ritorno. Sì, e poi abbiamo sempre comunque la Roma e la Lazio, Sì. abbiamo sempre un Bologna che fa buoni risultati, poi ogni tanto cade, e poi questo Verona che comunque è una 10ª posizione, è sempre lì, è Sì. sempre difficile da superare. Paolo, riguardo la Juventus, cosa sta facendo in questo momento Allegri? Sta facendo bene? No, Allegri è un allenatore che anche lui secondo me fa un gioco un po' vintage, un po' di qualche anno fa. Secondo me non ha capito che la Juve non è quella di qualche anno fa, quando c'era Bonucci più giovane, Chiellini più giovane, c'erano altri giocatori a centrocampo di classe, c'erano attaccanti che segnavano. Non ha capito ancora, secondo me, dove si trova. Cristiano Ronaldo l'anno scorso ha mascherato tanti problemi della Juventus. Criticavano Pirlo, ma adesso Cristiano Ronaldo è andato via e quindi i 30-35 gol che faceva all'anno se li è portati via. Non hanno rimpiazzato, hanno preso Keane, ma è un giocatore secondo me ancora molto grezzo, che potrà crescere, ma adesso non è ancora in grado di fare tanti gol. E quindi Allegri si è trovato con questa squadra qui, non è la sua, secondo me. Non è la squadra adatta a Allegri. Non è la sua, nel senso che deve risalire dalle ceneri e non è semplice. Poi Allegri è uno che cuce, mi ricordo quando metteva dentro dei giocatori, ma per esempio Pirlo che era arrivato dopo Conte, l'ha inserito gradatamente perché c'erano stati i mondiali, mi ricordo, e Pirlo, uno dice beh, lo fai giocare subito, no, lo inserisce nel quel contesto cucendolo nel modo giusto, quindi non è uno che lascia così le cose un po' al caso, però è chiaro che magari la materia prima non è di primo ordine, evidentemente. Va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Vabbè, parlavamo di Immobile, quindi un ultimo pronostico per ciò che riguarda la nazionale, al di là di quello che ha detto Enrico all'inizio della trasmissione riguardo alla nazionale. No, non l'ha detto in trasmissione, l'ha detto nel fuori onda. La nazionale come la vedi? Ci vuole uno come Immobile o bisogna trovare veramente un attaccante, oppure sperare che tutto l'organico salga di forma? Guarda, per quanto mi riguarda, penso che la nazionale, oltre Immobile, abbia bisogno di un'alternativa che sia diversa da Belotti, che purtroppo si è involuto. E io lì non faccio lo schifiltoso. Se può essere utile Scamacca piuttosto che Lorenzo Lucca, che io avevo, diciamo, nominato per tempo quando giocavo a Palermo, mi prendevano in giro, citavo questo giocatore e tutti dicevano ma chi è sto Lorenzo Lucca? Infatti poi si è visto al Pisa, ma perché il problema è di vederli prima, e si vedeva, aveva una struttura fisica che meritava, un giocatore comunque dotato dal punto di vista tecnico ma anche forte di testa. Adesso vedremo che cosa accadrà. Se non sarà Lorenzo Lucca, non sarà Scamacca, potrebbe essere anche Joao Pedro, guarda, può essere chiunque, l'importante è che sia una punta in grado di poter diciamo dare una mano, essere alternativo e dare un supporto appunto ad Immobile. Poi per quanto riguarda i mondiali è chiaro che io sono sempre di quelli che ritengono che se un certo signor Mario Balotelli si decidesse a fare l'atleta che purtroppo non fa danni, lui sarebbe ancora potenzialmente il centravanti della nazionale italiana, cioè non ci prendiamo in giro, cioè lui comunque sarebbe in grado di esserlo, solo che con tutta la disponibilità di Mancini, se non fa il professionista fino in fondo 12 mesi per andare a giocarsi il mondiale, se lo può dimenticare. Un po' una scommessa perduta. Paolo, il tuo ragionamento sull'Italia, come la vedi? Una parola solo su Balotelli. Balotelli ha avuto 3.800 chance, penso che... Scusami Enrico, ma Balotelli, io non lo voglio vedere neanche in cartolina. Va bene. No, assolutamente. Vabbè, ma lui diceva come eventuale, diciamo... No, mai. Dobbiamo andare ai mondiali con i nostri con i calciatori che meritano. Balotelli ha avuto troppe chance. Va bene. Di andarci però, ci andremo. Immobile dovrebbe giocare con la maglia della Lazio invece che perché è un giocatore completamente diverso. In nazionale non rende come nella Lazio.
Nella Lazio ogni pallone è un pericolo. In nazionale è sottotono sempre. È anche vero che con l'Irlanda del Nord aver avuto Immobile probabilmente sarebbe stata la cosa importante. Magari lui non segnava, però è uno che apre un po' i varchi, è uno che è difficile nel breve, è veloce, quindi arriva, insomma, ci è mancato un po' da quel punto di vista. Vabbè, speriamo bene, incrociamo le dita. Abbiamo un piccolo spazio che riguarda la beneficenza, conosci Frederick per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, e ricordatevi, se volete unirvi alla campagna, www.per-emma.it, ogni giorno per Emma, è un'associazione che conosco molto bene. Va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, io ringrazio per la simpatia Paolo Dottor Scompiglio, Paolo Linvelli, grazie per aver partecipato. Grazie a voi. Grazie, alla prossima, ciao. Ciao. E ringrazio l'amico Enrico Flavio Gian Greco per aver partecipato, avete dato una piccolo saggio delle varie situazioni riguardanti il lato sportivo economico in questo momento che imperversa anche per ciò che riguarda ovviamente la scelta del calcio futuro, che è la Superlega, no? Quindi le scelte degli stadi, quindi cercare di vedere, di avere un approccio nuovo o perlomeno più allargato per tutte le squadre che hanno bisogno ovviamente di recuperare delle risorse. Speriamo bene, incrociamo le dita, Enrico. Incrociamo le dita, ciao, grazie Fulvio di avermi invitato, saluto anche Paolo che appunto ci ha fatto compagnia e no, è stato piacevole argomentare su questi temi perché poi sono quelli con i quali bisognerà confrontarsi sempre di più nei prossimi anni se vogliamo immaginare un calcio sostenibile, Superlega sì o no, l'importante è che si recuperi un'efficienza gestionale che deve essere però del sistema, non soltanto dei singoli club. Benissimo, grazie Enrico, alla prossima, buona serata. Ciao. Alla prossima. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, è stato interessante, abbiamo parlato ovviamente un po' di campionato, di attualità, anche di temi che ci girano un po' attorno e staremo a vedere poi insomma gli sviluppi per ciò che riguarda la questione, chiamiamola così, etica del calcio italiano, che potrebbe essere veramente un momento di svolta importante. Vi ringrazio per aver partecipato, ci vediamo settimana prossima, sempre lunedì alle ore 17 con Che Calcio Che Fa. Grazie, buona serata.